Bentornati e bentrovati a Storia, il programma che tutti i giorni cerca di raccontarvi un po' del pensiero occidentale, un po' della cultura occidentale per comprendere meglio il nostro presente. Giganteggia in questa nostra nuova parte la figura di Dioniso. Dioniso è una divinità troppo spesso messa in secondo piano all'interno della nostra comprensione del mondo greco. Soltanto Nietzsche avrà un po' l'intuizione del valore di Dioniso, però il Dioniso di Nietzsche non è il Dioniso dei greci. Infatti il Dioniso a cui si riferirà Nietzsche, il Dioniso che Nietzsche vedrà all'origine della cultura greca, è un Dioniso che è stato in realtà purificato e convertito al wotanismo. Wotan era l'antico dio tedesco dell'ebbrezza, l'antico dio tedesco dell'irrazionalità. Dioniso è qualcosa di più profondo, non ha un principio wotanico al suo interno. Dioniso nel mondo greco ha la forza della disgregazione, la forza dell'irrazionale, la forza della violenza. Nella violenza, nell'irrazionalità, nella disgregazione c'è una forza. Vanno tanto di moda oggi, ed è molto interessante anche da questo punto di vista, vanno tanto di moda dei generi musicali che incitano alla disgregazione, che incitano alla violenza. Una violenza intesa come voglia di distruzione, una violenza intesa come voglia di vedere finire questo mondo ridotto a brandelli. La stessa letteratura ne ha delle testimonianze. Italo Svevo diceva che era necessario che ci fosse un uomo più malato di tutti gli altri che avesse il coraggio di mettere una bomba al centro del mondo e il mondo scoppiasse e si fosse ridotto a brandelli. Ecco, c'è una pulsione per la violenza, c'è una pulsione per il dionisiaco, c'è una pulsione per la disgregazione. Questa pulsione attrae l'uomo greco. E perché lo attrae? Perché in questa pulsione l'uomo vede una possibilità, la possibilità di un mondo nuovo. È come se nei momenti di crisi, è come se nei momenti di difficoltà, è come se nei momenti di drammaticità e di tragicità l'uomo cosa facesse? L'uomo greco fosse impressionato e attratto, l'uomo greco ma l'uomo di tutti i tempi, impressionato e attratto dalle forze che hanno la capacità di disgregare, di scardinare l'equilibrio esistente. C'è una pulsione dionisiaca in ognuno di noi e la pulsione dionisiaca è data dal fatto che noi pensiamo in fondo che smontando il mondo esistente, che disgregando il mondo esistente si possa creare un mondo nettamente migliore. Ora, il punto del mondo greco, la novità del mondo greco, quello su cui vorrei portare la vostra riflessione in queste serate, ecco, il punto del mondo greco, la novità del mondo greco è che c'è qualcosa di vero. Cioè che nella pulsione disgregatrice, nella pulsione frammentatrice, nella pulsione dissolutrice dell'uomo esiste qualcosa di vero, esiste qualcosa di buono. È vero che nella disgregazione e nella dissoluzione nasce qualcosa di nuovo. È vero che nella disgregazione e nella dissoluzione c'è un movimento genetico capace di essere generativo e di generare al suo interno, ma questo richiede delle condizioni importanti e, come dire, imprescindibili. Sarà interessante vedere quali sono queste condizioni importanti e imprescindibili. Ne raccontiamo sempre qui, ne raccontiamo domani, sempre a Storie.